Buonasera. Buonasera. Si sente, sì. Buonasera, grazie per essere presenti anche questa sera così numerosi. Noi siamo al quarto appuntamento di questa edizione del libro delle 18.03, quindi in pratica ad un terzo ormai del nostro cammino, che si concluderà il 4 di maggio a Sagrado con l'assegnazione del premio dedicato a Roberto Visentini, vinto, usciremo magari in questi giorni anche rinnovando la locandina da Enrico Brotelli con il libro Io e Nanda. Percorso che però avrà un appendice ancora al Cultur di Dom il 14 di maggio con un libro che fra virgolette celebra i 70 anni del mondiale del campionato del mondo di ciclismo di Fausto Coppi, con ospiti emiliani che sono venuti, che verranno a presentare questo libro dedicato a questo evento. Dunque io ringrazio ovviamente i due Andrea, molto conosciuti da tutti quanti voi, Andrea Zannini, che è già stato ospite della nostra rassegna in qualche occasione, che ringrazio per aver accettato l'invito, e l'altro Andrea di casa, quello delle 18.03, amico storico della nostra rassegna, anche lui giornalista e scrittore. Magari posso anticipare Andrea che a breve, il 3 maggio proprio, uscirà il suo nuovo libro in doppia lingua, italiano e sloveno, che presenterà al Culturni Dom. E quindi ci saremo sicuramente e invitiamo fin d'ora i presenti ad esserci. Io ricordo anche con piacere, non elenco tutti perché sono tantissimi, ma tutti quelli che vedete in fondo alle nostre locandine o sulle brochure sono gli sponsor o i collaboratori che in qualche maniera permettono a una rassegna letteraria che non gode di grandi sponsorizzazioni, ma che va avanti ormai, lo dico, qualcuno mi chiede ma a che edizione siamo arrivati, sinceramente non lo ricordo, ma abbiamo iniziato a ottobre del 2008, quindi posso dire che sono 16 anni per una rassegna comunque molto sì, un traguardo per noi molto importante, e devo dire grazie a tutti i collaboratori del libro delle 18.03, lo staff, ringrazio qui Nevio che per tutti, che si occupa da una vita, dall'inizio, prima di foto e poi adesso anche di riprese, ma lo stesso Andrea che ha curato in assoluto quella che è stata la prima uscita del libro delle 18.03. Fra tutte le persone e le società e i vari enti che ringrazio, ricordo in questa occasione il Consorzio Tutela Doc Friuli Venezia Giulia. È il motivo per il quale vedete, ma non l'unico a dire la verità, motivo per il quale vedete la bottiglia di vino che accompagna i nostri due relatori, non è solamente per bella figura sicuramente, ma durante il terzo tempo avremo occasione di apprezzare la cantina produttori di Cormons, che in questa occasione, nell'ambito del consorzio Friuli Venezia Giulia DOC, accompagna la rassegna dall'inizio alla fine. Ricordo in particolare la Cassa Edile della provincia di Gorizia, la ZKB,
di Trieste Gorizia, ICI Società Cooperativa, la Fondazione Roberto Visintin, Paolin e la Rete Sociale di Tributi. Tutti quelli che dovrei ringraziare li faccio a step, perché altrimenti ruberei tempo ai nostri ospiti, ai quali invece vorrei dare fin da subito la parola. Quindi articoliamo, se non sbaglio Andrea, con delle slide introduttive e poi continueremo con quella che è la classica presentazione del nuovo libro di Andrea Zannini, La controstoria dell'alpinismo. Grazie Andrea e grazie a voi. Grazie. Non voglio partire dalle definizioni, che cos'è l'alpinismo, chi siano gli alpinisti. Vorrei piuttosto raccontarvi qualcosa a proposito di questo personaggio. Era un naturalista svizzero che visse fra 6 e 700. Si chiamava Johann Jakob Schweitzer e è l'iniziatore dello studio scientifico delle piante e dei minerali in Svizzera. Non solo delle piante e dei minerali, perché nel 1702 in un suo libro descrive minuziosamente, con caratteri scientifici, i mostri e i dragoni della Svizzera, riprodotti con quella precisione con cui vedete riproduce le piante. Era la conferma, raccolta col nuovo sistema empirico della rivoluzione scientifica, di un'opinione diffusa tra le classi colte europee e le città della pianura, vale a dire che le popolazioni alpine fossero superstiziose e ignoranti. Finalmente si potevano descrivere i mostri, i dragoni che gli alpigiani incontravano sulle Alpi. In genere questo non faceva che confermare che le Alpi erano un locus horribilis, letteralmente, cioè qualcosa da ignorare, come per secoli coloro che le attraversavano per arrivare, per esempio attraverso il Grand Tour, alle città dell'Europa, alle città dell'Italia, ne facevano a meno, le ignoravano totalmente nelle loro descrizioni. In realtà noi sappiamo che le Alpi sono conosciute, popolate da migliaia di anni, non tanto Ötzi. Nella caldissima estate del 2003 è venuto alla luce in un passo molto secondario della Svizzera, lo Schniedeljoch, che ha ben 2756 metri, delle testimonianze di passaggio che risalgono a 7000 anni fa, cioè all'inizio del quinto millennio avanti Cristo. Questa idea che, come vedete, come si può dire, non trova conferma nella realtà, e cioè che i montanari fossero, che le Alpi fossero qualcosa di non conosciuto e non popolato, si arricchiva del pregiudizio contro gli abitanti delle Alpi, che nell'Ottocento con la scienza medica trovò un'altra conferma scientifica, perché gli studi eziologici sul cretinismo e sull'ipertiroidismo, il gozzo, comprovarono che per carenza di sodio gli abitanti delle Alpi erano letteralmente cretini. Questa è l'immagine del primo medico che apre una clinica per pazienti affetti da cretinismo, il dottor Guggenbill, che sopra Interlaken apre nel 1841 una clinica. Questa stampa dell'epoca è bella perché cosa vediamo? Vediamo il dottore con i suoi pazienti, ma il 3/4 dell'immagine è occupata dalle montagne, come per dire la radice del cretinismo sta nelle montagne. Popolazioni così sottosviluppate non potevano di certo dedicarsi ad attività che non fossero collegate alla propria sopravvivenza. Non potevano, per esempio, confrontarsi con la dimensione delle vette
che richiamava qualcosa di alto, di elevato, se non addirittura qualcosa di spirituale. La storia dell'alpinismo è così stata fatta coincidere con la storia del processo col quale gli uomini hanno conquistato i fantasmi della loro immaginazione. Questo è Leslie Stephen, uno dei libri che ha sostanzialmente fondato l'alpinismo. La tappa fondamentale del riscatto delle Alpi e degli alpesani, secondo la storiografia tradizionale, è il Settecento, quando poemi come Le Alpi di von Haller o Giulio la nuova Eloisa di Jean-Jacques Rousseau introducono, avanzano un'immagine positiva degli abitanti delle Alpi, descritti come ingenui, originari, e le Alpi cominciano a diventare di moda. Cominciano a diventare di moda perché diventano un vero e proprio laboratorio della natura per studiare i misteri del cosmo. Così sarebbero stati gli scienziati e gli studiosi del Settecento a rompere il muro della paura e della superstizione montanara, aprendo la via verso le vette. Non è di certo un caso che questo processo venga descritto sulla base sostanzialmente di due parole: conquista e scoperta delle Alpi. Vale a dire le stesse parole con cui da secoli si chiama il colonialismo europeo, cioè la scoperta e la conquista di continenti che erano in realtà scoperti da decine di migliaia di anni dagli abitanti che stavano lì e che furono conquistati dagli europei sulla base semplicemente di un principio di forza. Quello che cerco di fare nel mio libro è di rovesciare quest'ottica, che è a tutti gli effetti un'ottica culturalmente imperialista. Provo a dimostrare che l'alpinismo non è stato inventato né dagli scienziati illuministi né dalle borghesie europee in ascesa, ma era un'occupazione, un passatempo, un'attività ludica. Non si capisce perché gli alpigiani non potessero anch'essi dedicare tempo e energie al gioco, inteso come appunto salire alle alte vette, un'attività diffusa da secoli, forse da sempre, tra le popolazioni delle Alpi. Sotto il profilo della ricerca storica il problema è ben noto: come dar voce alla cultura popolare di chi non scrive? Come ricostruire la storia, per esempio, dei gruppi che si sono sempre considerati non avere una storia propria, gli schiavi, oppure, molto più vicino a noi, le donne? Come testimoniare le salite di cui è rimasta solo qualche labile traccia di passaggio, magari solo un ometto di vetta che i primi salitori alpinistici hanno trovato e grazie a loro, bontà loro, magari hanno citato dicendo la salita probabilmente era stata già effettuata in precedenza? Come ricostruire la storia delle montagne? Però, come succede sempre nella ricerca storica, tutti i fatti lasciano dietro di sé qualche labile traccia. Il problema è riuscire a trovarla. Per esempio, prendiamo questo altro signore, Konrad Gessner, un altro umanista svizzero del Cinquecento. È stato a un certo momento elevato quasi a inventore dell'alpinismo, perché in una sua lettera all'amico Jacob Vogel scrive: per tutto il tempo che Dio mi concederà di vivere, almeno una volta all'anno scalerò una montagna. Lo farò per studiare i fiori alpini, ma anche per procurare nobile esercizio al mio fisico e gioia al mio spirito. Quindi un'idea molto moderna di raggiungere le vette, no? Proprio come godimento, piacere fisico e soprattutto mentale, culturale, spirituale. In realtà non abbiamo molti racconti di salite di Gessner, ne abbiamo sostanzialmente solo uno, quando sale nel, se non sbaglio, 1553 il Monte Pilato, che è sopra il lago di Lucerna.
In realtà scopriamo dalla sua relazione che non era di certo il primo, anzi sulla cima, come racconta lui, come riporta nella sua ricostruzione, si vedevano alcune scritte con i nomi di chi era stato lì e l'anno del Signore e alcuni stemmi gentilizi e familiari. Dunque il Pilato era già una salita frequentata. Per altre vie sappiamo che l'avevano salita alcuni notabili di Lucerna, un professore universitario con gli studenti, addirittura un principe germanico protestante. Poi tutti costoro venivano accompagnati da guide e cacciatori. Quindi nemmeno Gesner può essere considerato l'inventore di una pratica che evidentemente, se i massi di vetta erano pieni di scritte, era già diffusa. I cacciatori. Di un cacciatore sappiamo anche il nome e sappiamo le parole. Non è questo che vedete qui a destra, questo che vedete qui a destra è un singolarissimo personaggio, un ingegnere militare, si chiamava Francesco Marchi e a un certo momento dice di innamorarsi del Gran Sasso. Quindi ci spostiamo dalle Alpi svizzere agli Appennini. E decide di salirvi. Siamo nel 1573 e Marchi ha la rispettabile età di 68 anni. Cosa fa? Ad Assergi trova un cacciatore di nome Francesco di Domenico. Attenzione, che vi era già stato. Ma malamente vi voleva più tornare. Racconta il Marchi che a pregi e premi, cioè come hanno sempre fatto quelli che vengono dalla città per andare in montagna, cioè pagando, lo convince. La cordata è composta da 2 cacciatori, 2 amici dell'ingegnere, e il 20 agosto 1573 vanno verso la vetta, ma a un certo momento si trovano in un tratto senza né sentiere né scale. È il cacciatore che allora gli dice: io voglio andare in ogni modo. E il Marchi gli risponde: dove tu anderai, venirò anch'io. Risalgono lungo probabilmente quella che è oggi la via normale, frequentatissima, rischiando più volte di precipitare, come fece un frate l'anno 1572, cioè l'anno prima, che cascò e andò in pezzi, quindi c'era già anche un frate che voleva andare in cima, e in 5 ore e un quarto arrivano sulla vetta. E il Marchi scrive: pareva ch'io fussi in aria, e questo toglie ogni dubbio sul fatto che fosse arrivato in cima. Nei successivi 2 secoli la storia della seconda salita nota, perché in realtà la prima è quella del Francesco di Domenico che dice io ci sono già stato in cima e lo porta di nuovo in cima, è stata completamente stravolta. Alla fine del Settecento un naturalista teramano, il marchese Orazio Delfico, trova dalla parte opposta, quindi dalla parte del teramano, vuole portare in cima dei barometri per le solite misurazioni barometriche, trova dei cacciatori i quali gli dicono che la montagna era praticata da cacciatori di camozze, i quali hanno creduto e detto di essere arrivati alla sommità delle montagne. Anche qui c'erano probabilmente già stati, quindi la vetta occidentale è quella del Marchi, la vetta orientale è quella che guarda verso Teramo. Naturalmente non sapremo mai nulla di questi cacciatori, e la salita del Delfico un po' alla volta viene celebrata come la conquista del Gran Sasso. Un secolo dopo il bollettino del CAI lo incorona definitivamente il primo salitore del Gran Sasso. Solo nel 1938 il bollettino della Società Geografica Italiana pubblica la relazione, il vecchio scritto cinquecentesco del Marchi, e si saprà qualcosa in più. Perché siamo venuti a sapere qualcosa? Perché c'è stato un mediatore colto che ci ha fatto arrivare memoria di quella prima salita non alpinistica,
ma noi potremmo dire dell'alpinismo prima dell'alpinismo. Nel caso di questa montagna svizzera, il monte Titlis, che adesso è un enorme comprensorio sciistico, il mediatore colto è un grandissimo monastero benedettino, il monastero di Engelberg. Vi si ferma a metà del Settecento, durante un suo tour per la Svizzera, lo storico zurighese Johann Conrad Füssli, e raccoglie la voce che la montagna era stata salita 22 anni prima, quindi nel 1744. Vi faccio presente che il bianco è stato salito 42 anni dopo, quindi siamo mezzo secolo prima di quella che è considerata la prima, come potremmo dire, la nascita, l'evento di nascita dell'alpinismo. Viene fatta un'inchiesta e si rintracciano due dei componenti della cordata che danno versioni concordanti. La comitiva era stata composta da 4 persone, attenzione, un mastro casaro, un portinaio, uno stalliere e un fabbro, tutti lavoranti nel monastero. La salita è di 2000 metri di dislivello, 2000 metri di dislivello, e viene situata in un territorio del tutto sconosciuto. I 4 sono dotati di Alpenstock, un bastone che più si va indietro nel tempo più è lungo, come questo, che è tratto però dai Voyage de Saussure. Giunti sul ghiacciaio si erano messi i ramponi, si erano legati con una corda e avevano attraversato i crepacci a uno, come si insegna nei corsi di alpinismo a andare sui ghiacciai, mentre gli altri facevano sicurezza. Giunti in vetta piantano un palo al quale attaccano un drappo nero che si erano portati dietro e che fu visto dal monastero per lungo tempo. Cosa aveva spinto questi 4 popolani, questi 4 lavoranti del monastero a salire una montagna severa come il Titlis? Negli stessi anni, andiamo dalla parte opposta delle Alpi, negli Alti Tauri, siamo nei pressi dell'odierna Bad Gastein, un contadino sale questa splendida piramide che si chiama Ankogel, 3252 metri. Ci è arrivato il nome di questo contadino, si chiama Pachg, sappiamo solo il cognome, null'altro sappiamo. Nel 250esimo della salita è stato girato un lungometraggio intitolato La culla dell'alpinismo, che assegna a questa impresa, e chissà quante ce ne sono state di cui non si è saputo più nulla, un valore pari a quello della prima del Monte Bianco nelle occidentali. Cosa spinse quel solitario contadino e i 4 lavoranti di Engelberg a innalzarsi verso le vette? La domanda è, per chi pratica un po' la montagna, fuorviante. È forse necessaria qualche motivazione in più per chi ha passato tutta la vita in montagna, che il desiderio di vedere cosa ci sia sulla cima della montagna che vedi tutti i giorni dalla finestra di casa? Io credo di no. Un'altra salita compiuta prima dell'avvio ufficiale dell'alpinismo, una delle tante che cerchiamo di ricostruire in questa controstoria, delle meglio documentate, anche perché qua il mediatore colto è lo stesso autore della salita, è la prima salita del Monte Velan, 3734 metri, qui l'altitudine sale, siamo esattamente sopra il passo del Gran San Bernardo e il protagonista è proprio un sacerdote dell'ospizio che è nato nel 1742 in un paesino della vallata del Vallese, lungo cui passa la strada che sarà poi aperta da Napoleone dopo qualche decennio verso l'ospizio. Si chiama Laurent Joseph Murit e non sappiamo solo che frequentava le montagne, sappiamo solo che a un certo momento assolda probabilmente 2 cacciatori della vallata per salire in cima alla montagna.
Arrivati ai piedi del ghiacciaio, uno dei due si imbosca sostanzialmente, l'altro lo segue, ma a un certo momento arrivano sotto un muro di ghiaccio che probabilmente è un seracco. Il sacerdote tranquillizza il cacciatore che non vuole proseguire, sono entrambi madidi di sudore, lo fa riposare un po', poi il sacerdote si arma di un martello che porta con sé, incomincia a fare delle tacche sul muro di ghiaccio, appoggia le mani, sale coi piedi e risale questo seracco. Il cacciatore lo guarda attonito, poi si fa coraggio e lo segue. Le difficoltà maggiori sono superate e i due giungono in vetta. Prima della salita del Bianco, lungo tutto l'arco alpino, l'alpinismo della gente di montagna ha già raggiunto una considerevole maturità di tecniche, attrezzi e di mentalità. Lo si vede bene spostandosi più a est. L'anno prima della salita che abbiamo visto al Velin, cioè nel 1778, nelle Alpi Giulie al secondo tentativo, un gruppo guidato da un giovane medico di Stara Fusina, Lovrenz Bilomitzer, è composto da un minatore, 2 cacciatori e 2 notabili dei paesi ai piedi della grande montagna, sale in cima alla difficile montagna. In questo caso dietro, come anche nel Bianco, dietro c'è forse anzi c'è senza alcun dubbio l'opera del barone Carniolino, proprietario delle miniere locali, che probabilmente era interessato anche alla scoperta di giacimenti, ma la componente locale e montanara della prima salita è determinante. E negli anni successivi, prima che arrivassero altri turisti, il Tricorno è salito più volte dai locali, tra cui un pescatore e un cacciatore che giunge in vetta da solo e di notte. Come credo più di qualcuno qua sappia, la cuspide sommitale del Tricorno è una severa parete di roccia su cui adesso c'è una via attrezzata. Anche nelle Dolomiti, prima che l'alpinismo venisse inventato dai foresti, era con ogni probabilità un'attività praticata dai valligiani. Il Pelmo era già stato salito negli anni 20 dell'Ottocento, se non addirittura a fine Settecento, quindi molti decenni prima che John Ball, il cosiddetto inventore dell'alpinismo nelle Dolomiti, vi si recasse in cima. Così pure doveva essere stato salito il Sorapis e il Cristallo, che rientrano però tra i trofei che si assegnano all'austriaco Paul Grohmann nelle gloriose campagne di prime salite degli anni 1864-1865. In compagnia di Paul Grohmann troviamo in queste storiche salite la guida ampezzana Francesco Lacedelli, detto Checo da Meleres, che in quegli anni, nel 1864, aveva la considerevole età di 66 anni. Allora, spiegatemi perché uno si dovrebbe portare in delle salite così difficili una persona di 66 anni, se non perché conosce già la via di salita. E in effetti un contemporaneo scrive che in gioventù, era del 98, Checo da Meleres, quindi in gioventù vuol dire nei primi decenni dell'Ottocento, aveva già salito assieme a un altro sacerdote, cioè a un sacerdote, sia il Cristallo che il Sorapis. Gli esempi potrebbero continuare a lungo. 2 fatti hanno contribuito a cancellare la storia dal basso dell'alpinismo locale e valligiano dalla storia ufficiale dell'alpinismo. In primo luogo la creazione di questo modello che vediamo in questa diapositiva. Questo è un modello sportivo, le 2 guide al centro, i 2 clienti ai lati, ma è anche un modello sociale che servirà alla conquista delle Alpi.
cioè la cordata composta da uno o più clienti borghesi o aristocratici, da una o più guide contadine e dai portatori. Nelle relazioni il nome del cliente compare sempre per primo, a prescindere da chi è salito o ha salito i punti chiave. Le guide spesso non sanno né leggere né scrivere, erano dei servitori muti, i portatori erano semplicemente considerati dei manovali di cui spesso non si riporta nemmeno il nome. Al montanaro non era riconosciuta alcuna dignità alpinistica, ma solo abilità fisica, coraggio, un istinto primordiale di comunione con la natura, una idealizzazione banalizzante dell'abitante tipo delle Alpi, finalmente affrancato grazie al suo datore di lavoro colto dalle superstizioni arcaiche. Poi certamente c'è stata la nascita dei club alpini lungo tutto l'arco alpino. Come per tutti gli sport si trattò di un passaggio fondamentale per fissare le regole e per trasformare questi antichi passatempi, così credo si possa definire anche l'alpinismo, in vere e proprie attività sportive. Ci fu la codificazione non tanto delle regole dell'alpinismo, che è uno sport sui generis, quanto per esempio la costruzione dei sentieri, la formazione del personale, le riviste che hanno una funzione fondamentale per la diffusione dell'alpinismo, perché se io non so se una montagna si può salire, da che parte devo salirla, diventa tutto molto più complicato. Ecco, quando venne codificato l'alpinismo, dalla prima storia dell'alpinismo furono esclusi gli alpigiani, la gente di montagna. A fine Ottocento mancava solo un tassello per dar corpo a questa rimozione, inventarsi il primo alpinista, possibilmente italiano, possibilmente un genio, un campione dello spirito italico. La lettera di Petrarca dal Mont Ventoux, nella quale il poeta racconta l'ascensione sulla cima francese da lui compiuta il 26 aprile 1336 in compagnia del fratello sulla montagna con 2 servi, calzava a pennello. Se non che proprio questo capolavoro della letteratura italiana, guardato con un altro spirito, senza cioè presupporre che la gente di montagna non fosse in grado di godere della gioia delle altre vette, proprio quella lettera, guardata in altra maniera, è la testimonianza migliore che dalla storia prima dell'alpinismo è stata esclusa la gente di montagna. Controstoria dell'alpinismo, con i suoi racconti di salite compiute da gente sconosciuta, proto o primi alpinisti, cerca di fare proprio questo. Grazie dell'attenzione. Bene, tanto grazie per questa introduzione che è una perfetta sintesi del testo, che poi ovviamente riporta molti altri particolari. L'aspetto che a me è piaciuto molto è il fatto che vengono nominati tantissimi di questi personaggi che hanno costruito la storia dell'alpinismo prima dell'alpinismo ufficiale, e mi sembra proprio anche questo un segno di delicatezza, ecco, nei confronti di tanta gente della quale si è perso il nome nelle grandi storie e che quasi proprio puntigliosamente Andrea ha voluto inserire nei suoi racconti. Credo che per tutti quelli che amano l'alpinismo e anche che per quelli che amano la letteratura, questo libro unisca molto bene tutti e due gli aspetti. L'alpinismo perché questo è un libro che racconta di storie di montagna. Lo racconta a suo modo, nel senso che penso molti di noi siamo abituati a leggere dei libri che raccontano proprio la storia di questo moderno, chiamiamolo così, alpinismo, che sono libri affascinanti. Io ricordo da bambino fino a 8 anni, 9 anni, ho letto Salgari
e poi dai 10 anni in su ho letto Julius Kughi, perché un autore della nostra terra, tradotto poi meravigliosamente da Ervino Pocar, che raccontava queste avventure straordinarie, non soltanto tra l'altro sulle Alpi Giulie, ma anche sulle Alpi occidentali. E così tanti altri, Walter Bonatti, De Maison, tanti altri testi e libri che hanno fatto parte almeno per me, insomma, del fascino di una montagna che comunque, come vedo molti dei presenti, abbiamo amato e amiamo, anche perché ci andiamo sopra e ci camminiamo sopra. Però questo fatto della letteratura di montagna secondo me è molto importante. Questa è anche una domanda che vorrei fare. Io farò un paio di domande e poi chi vuole può intervenire, anche perché appunto vedo persone ben competenti tra le persone presenti. Ma tra gli altri temi o gli altri motivi per i quali c'è stata questa dimenticanza fondamentalmente dell'alpinismo prima dell'alpinismo, può esserci stata un po' anche la letteratura di montagna, che a un certo punto ha incominciato a raccontare le grandi imprese di personaggi che hanno raggiunto per primi le vette e che hanno parlato fondamentalmente di se stessi, parlando poco, se non niente, di chi li accompagnava. L'eccezione per me è un po' Julius Kughi, proprio perché le sue pagine sulle guide di Trenta o di Valbruna o delle Alpi occidentali sono delle pagine a mio parere commoventi, straordinarie. Però per lo più, ecco, nella letteratura grande di montagna si parla soprattutto dell'eroe protagonista. E da ultimo voglio dire, anche nel nostro vissuto, nel nostro pensato, penso che fino a pochissimi anni fa, quando si parlava della conquista dell'Everest, si parlava fondamentalmente di Hillary, e c'era con lui uno Sherpa, ecco, si diceva, ma non si diceva che la montagna era stata conquistata da Hillary e dallo Sherpa, come si chiamava? Tenzing, che era con lui. Cioè, come se gli Sherpa fossero una specie di annesso che serviva soltanto tecnicamente per portare delle cose e via dicendo. Oggi forse non c'è più a questo livello questa sensibilità, però fino a pochissimi anni fa nei libri di scuola si leggeva così. Quindi voglio dire, e ti chiedo, c'entra un po' anche questa letteratura che non è una controstoria, ma è una storia di imprese alpinistiche attribuite a queste figure di una alta borghesia dell'Italia, non solo dell'Europa, direi del mondo intero di quel tempo. Assolutamente sì. Il mio è un tentativo di raccontare una storia di un'attività totalmente diversa da quella che è nata poi nell'Ottocento. Lo stesso modello kughiano di relazione umana molto forte con le sue guide è un qualcosa che appartiene già a una fase successiva rispetto a quella che racconto io. E poi la letteratura di alpinismo si è arricchita di modelli tardo-romantici, della figura dell'eroe, che in qualche maniera continua ancora oggi con tutte le trasformazioni novecentesche, no? Gli alpinisti amano moltissimo sentirsi affini ai filosofi o agli artisti, no? Comici con la goccia d'acqua, eccetera. Se invece gli dicessimo che l'alpinismo è stato fondamentale per il turismo, gli alpinisti inorridiscono quando gli si avvicina ad attività molto più banali. In realtà io credo che la relazione fra turismo e alpinismo sia ancora tutta da esplorare e sia fondamentale nel lancio del turismo ottocentesco e anche dopo. Certo, noi abbiamo una determinata idea dell'alpinismo che è sostanzialmente basato sull'idea della lotta con la natura, che è un'idea estremamente da prima rivoluzione industriale, da 800.
Io ancora 25 anni fa ho scritto che l'alpinismo è finito era finito quando è finita la società industriale. Più passano gli anni, più credo che quella intuizione fosse vera. Ormai l'alpinismo è un gioco. Sulle vie alpinistiche che negli anni 80 facevamo la coda, adesso mi dicono non c'è quasi nessuno. Questa idea del rischio, della sfida con la natura è un'attività sempre più di elite, sempre più difficilissima e molto specialistica, però probabilmente quell'alpinismo basato sulla lotta con la natura noi non lo conosciamo, forse sta svanendo. Ma cos'era l'alpinismo di quei cacciatori, di quei montanari? Mi ha fatto molto piacere che tu hai posto l'accento sul fatto che io cerco di dire i nomi, perché l'identità di una persona è soprattutto il suo nome, e noi sappiamo che per cancellare una persona bisogna cancellare il suo nome, per esempio scrivendogli un numero su un polso. Quindi ridare un nome è stato un minimo risarcimento che ho provato a fare. Noi non sappiamo esattamente quale fosse, se non per minimi accenni che ho cercato di trovare, e spesso per parole dette da altri. Anche il Francesco di Domenico, non abbiamo le sue parole, abbiamo le parole del Marchi che ci dice cosa ha detto, io gli credo, però c'è sempre bisogno tener conto dal punto di vista storico che sono parole filtrate. Ecco, noi non sappiamo esattamente, per esempio, loro che tipo di rapporto avessero con la natura. Quel contadino Patch che sale sull'Ancogher, la sua malga era la più alta della valle. Ma santi Dio, ma io penso che se sto 40 anni, 50 anni lì, prima o dopo io voglio andare in cima di quella montagna, che sia nato nel 900, nel 700 o nel IV secolo a.C., io voglio andare, penso che sia un istinto primordiale dell'uomo, quello di innalzarsi. Quindi quest'idea mi ha sempre dato fastidio, quest'idea che i montanari dovessero avere timore delle vette, ma santi Dio, da millenni portano le vacche e le capre nei posti più impervi, perché dovrebbero aver paura di salire fino in cima? E finisco col punto di domanda, spero di averti risposto. Hai pienamente ragione. Io qualche anno fa sono stato in Val Grande, sopra il Lago Maggiore, Sì. una valle meravigliosa tra l'altro, e ci sono là i segni della transumanza, che si parla di 1800 metri con le vette a 1950, ma anch'io penso che sia impossibile che, ma 500 anni fa parlo, perché parlano di tempi del genere, con queste scalinate nella roccia che servivano per portare le mucche da una parte all'altra, insomma, fondamentalmente. Ma adesso volevo riportarti a un personaggio di cui abbiamo parlato anche nel nostro precedente incontro 15 anni fa, e lo dico dicendo scherzosamente, così, che su Soffiata di Alessandro Sasha Quinzi, l'altro giorno sono andato sulla cima del campanile di Aquileia, e dove c'è la cella campanaria. Sono andato a vedermi le iscrizioni. Sapete, quella volta non era vietato, anzi poi è diventato uno degli aspetti archeologici, quello di andare a cercare le iscrizioni degli antichi, e ho trovato la scritta chiarissima di Valentin Stanic 1830, e mi ha colpito, insomma. Lui è arrivato sulla cima del campanile di Aquileia, un Valentin Stanic che è stato il primo a salire sul Weizmann. Ho scoperto dal libro, sapevo che era il secondo arrivato sul Grossglockner, ma non sapevo che era il giorno dopo addirittura dei primi salitori, e poi insomma sul Triglav e via dicendo. No, la domanda che volevo farti è il fatto che ci siano tanti preti anche nel tuo testo, può essere un'indicazione che comunque questi personaggi, Stanic in particolare, che aveva una sensibilità che secondo me Gorizia e Nova Gorica, capitale della cultura, dovrebbero dedicargli altro che un monumento, insomma.
per la scuola dei sordomuti, le imprese animaliste, la lingua, eccetera, eccetera. Però questi preti comunque erano mandati anche a vivere proprio nelle montagne, dove stavano lì tanti anni. Iosip Abram, che poi è diventato parroco a Peum, è stato 40 anni a Trenta, l'hanno chiamato poi il Trentaro proprio perché era lì. Allora, forse sono stati un po' loro che hanno creato una specie di anello di congiunzione tra la gente della montagna con la quale loro vivevano e questa sensibilità forte che avevano dentro, forse anche spirituale, nel cercare di tendere a raggiungere le alte vette. Sì, questo secondo me è uno dei motivi. Allora, questo è uno dei motivi. L'altro, da storico, molto banale, è che i preti scrivevano, quindi ci sono arrivate più notizie dei preti, dei sacerdoti. Attenzione, non solo cattolici, anche protestanti. E sono diversi anche i pastori protestanti che cito nel libro. Poi, altra questione da storico, devo passare in rassegna, molti di questi preti erano preti perché in quell'epoca lì, appena uno aveva un minimo di dote, oppure viceversa era più povero degli altri, veniva mandato a studiare. Il caso più evidente è quello che io metto vicino a Valentin Stanic, cioè questa figura eccezionale Placidus Specia, che è uno svizzero, che sostanzialmente è un prete per modo di dire. Quando arriva la Grande Armée che combatte contro gli austriaci, lui in realtà fa delazione con la Grande Armée perché lui dice io ero un repubblicano favorevole a quelli lì. E quando vanno via i francesi, un suo confratello fa da spia e se lo portano in prigionia a Innsbruck. Se lo portano in prigionia a Innsbruck gli fanno un gran favore. A Innsbruck lui sale tutte le montagne intorno a dove... Questo era un alpinista perfetto, cioè aveva uno spirito di una modernità eccezionale. Quello è un sacerdote, ma è un sacerdote per modo di dire. Tra l'altro a Innsbruck lo tengono assieme a un pastore protestante, perché voi sapete che in Svizzera, soprattutto nei cantoni più orientali, spesso è questione di singoli paesi, che si chiamava Lucius Paul, che era sposato, e lui quando torna in Svizzera scrive contro il matrimonio dei preti. Insomma, quello è un prete per modo di dire. Infine, quello che dici te, cioè evidentemente la gente di chiesa, ma non è tanto l'importante la chiesa nel senso di chiesa, istituzione, ma le persone religiose, via, chiamiamole così, avevano una sensibilità particolare, che, attenzione, in quegli anni, cioè prima della metà dell'Ottocento, è anche sensibilità scientifica. Cioè spesso l'amore per la salita alle vette viene dall'amore per le piante, dall'amore per i luoghi, cioè quello che si chiama con la lettera maiuscola il creato. Peraltro Valentin Stanic, lo dico nel libro e forse ne parlammo ancora una volta che hai presentato Tonache e Pitozze, non fa molti riferimenti di carattere spirituale nei suoi resoconti. Mentre ha una vita, lo dico io dal di fuori, come potremmo dire, informata profondamente al messaggio evangelico, eppure non è di quelli che si dilungano, a dire il creatore, è proprio anche quello, ha una mentalità molto alpinistica. Quindi ci sono tutti questi motivi, secondo me, però parlando in termini statistici teniamo presente che i religiosi sono sovrarappresentati perché erano coloro che scrivevano, che per esempio avevano a disposizione, che non è una cosa banale, dei posti dove scrivere, cioè l'archivio parrocchiale, scrivevano le lettere, avevano i rapporti
con i superiori gerarchici e tutto questo. La gente della montagna, ecco, nel leggere il libro si sottolinea un po', c'è la gente della montagna e c'è la gente della pianura, e come di due mondi molto distanti. Anche all'inizio hai presentato i mostri e in effetti poi la storia, o almeno la letteratura, ci ha presentato fortemente questa distinzione, quasi proprio antropologica, direi, come se la gente della montagna fosse in qualche maniera, tra virgolette, inferiore per cultura, per costituzione rispetto a quella della pianura. Cosa che poi, secondo me, è arrivata nella mens fin quasi ai giorni nostri, quando poi purtroppo la montagna si è anche quasi completamente disabitata con l'emigrazione. Ricordo prima del terremoto del 76 si andava a fare i campi scuola a Bevorchians, poi dopo a Moggiudinese, a Chiusaforte, e si incontravano ancora delle storie di vita incredibili con queste donne con delle gerle gigantesche che facevano 3 ore di cammino per andare a fare il fieno sulle vette. Cioè, era un mondo effettivamente molto diverso rispetto a quello che potevamo sperimentare noi per quando si andava su e ti trovavi. Secondo te, cioè, di fatto è reale questa distinzione e giunge effettivamente un po' fino ad oggi, nella nostra mens perlomeno? Allora, sì, la prima parte della tua domanda, no, la seconda. È reale? Io ho preso l'espressione da un etnografo che parla di una visione interna della montagna e da una visione esterna della montagna. Cioè, la montagna considerata dalle popolazioni di montagna, dopo dovremmo chiederci, che ne so, se Chamonix o i villaggi erano luoghi di montagna, diciamo i valligiani delle valli e di coloro che vengono da fuori. Io credo che questo ci sia, è un po' costruito naturalmente, come tutti i libri attesi. Mi rendo conto che in alcune parti ho tagliato un po' a fette, però vabbè, insomma, ci può stare. Io credo che la grande, cioè non io credo, diciamo che gli studi di storia delle Alpi identificano la vera frattura nella storia delle Alpi nella metà dell'Ottocento, quando cambia sostanzialmente un equilibrio che è durato per secoli. Fino alla metà dell'Ottocento le comunità di montagna riescono a vivere in un equilibrio che è fatto soprattutto di scambi. Quindi le popolazioni di montagna sono le meno isolate delle popolazioni della società preindustriale, per il semplice motivo che, non potendo coltivarsi il cibo per 12 mesi all'anno, sono costretti a scambiare qualcosa con i luoghi dove si produce il cibo. Quindi scambiarli con il legno, con i prodotti dell'allevamento, con l'emigrazione. No? Quindi quello è un equilibrio che dura fino a metà Ottocento. A metà Ottocento cosa avviene? Avviene lo sviluppo economico moderno, le pianure cominciano a trarre gente dalla montagna e comincia lo spopolamento che, diciamo, soprattutto nelle Alpi orientali è testimoniato chiaramente dai censimenti del 1881, quindi 140 anni che parliamo di spopolamento delle montagne. Attenzione, perché noi tendiamo a schiacciare tutto, si legge sul giornale, le montagne stanno spopolando da 150 anni. Ecco. Lì è nata la montagna miserabile, mentre se per esempio andiamo a vedere le case in Cania del 500 di Kramars, vedi gli archi di pietra, le logge, vuol dire che c'era anche una borghesia di montagna. Nasce la montagna miserabile, nasce l'idea che tutti e probabilmente la maggior parte delle persone vivono in un'economia di sussistenza, mentre prima così non era. Secondo me la frattura è quella. Certamente noi che abbiamo visto la montagna negli anni 60-70
c'erano, come si può dire, dei lacerli di quella civiltà contadina, e basti pensare, non so, i fianchi delle montagne che erano sfalciati, adesso sono boschi che hanno 50 anni, insomma, però la vera frattura c'è stata quella volta, e c'è stata contemporaneamente con la nascita anche dell'alpinismo, e a fine dell'Ottocento con il lancio del turismo montano. Quando si sono lanciate le prime località di turismo montano, il marketing turistico di metà Ottocento cosa poteva dire? Venite in un paese dove in realtà i contadini sono più alfabeti degli operai di città, perché noi sappiamo che in realtà nei secoli le persone e i villaggi in montagna avevano un tasso di alfabetizzazione più alto di quelle di pianura. Venite negli inventori dell'alpinismo di secoli prima? No, il marketing turistico è: venite in mezzo a queste popolazioni umili, a contatto con la natura, e vi passerete 15 giorni di vacanza stupenda in mezzo a questi bifolchi che cucinano ancora col focolare aperto. Allora chi si poteva permettere nei primi alberghi di Zermatt piuttosto di Cortina, aveva un vantaggio in più nel capovolgimento del turismo, no? Vado, come noi adesso andiamo nel Vietnam a vedere le spiagge abbandonate, cioè non turisticizzate, andavano a vedere. Se leggiamo, non so, i resoconti degli inglesi che arrivano in Cadore, Gilbert, Churchill, questi qua, negli anni 1860, dicono, trattano i bellunesi cadorini come delle specie di selvaggi, cioè tutti neri, le case. 350 anni fa lì era nato uno che si chiamava Tiziano, che aveva fatto i ritratti di tutti i sovrani d'Europa, quindi casomai erano i cadorini che potevano insegnare qualcosa agli inglesi, non viceversa. No, verissimo. Adesso preparate anche voi qualche domanda, che sicuramente ci sono anche domande che possono interessarvi particolarmente. Mi ricordo però in Varracolana, 76, era un mondo così, cioè era un mondo che, visto con gli occhi borghesi, era un mondo che ti faceva pensare, appunto. Poi anche per un ragazzo, avevo 15 anni quella volta, cioè l'idea di andare in queste case semidiroccate a mangiare la polenta a mattone, a bere il caffè con un mezzo litro di grappa. Dopo aver letto Bonatti, cioè abbiamo anche tutti noi una mitografia urbana che già in quegli anni però era evasione. Cioè io sono cresciuto a Mestre, potete immaginarvi, tra Mestre e Venezia, potete immaginarvi che cos'era per me la Mestre degli anni 60-70, che era, sembra i film di fantascienza per i fumi, eccetera. Era veramente un altro mondo, insomma. Chi vuole fare un'osservazione, domanda, quello che volete? Come li tratta Cubi nel suo libro? Non ci arrivo nemmeno a Cubi, signora, io. Mi fermo molto prima di Cubi. Ho una grande stima di Cubi, soprattutto dal punto di vista culturale e quant'altro. Cubi era un borghese, dopo è andato abbastanza a remengo, se non sbaglio, con le sostanze, ma mi fermo alcuni decenni prima di Cubi. La mia non è una storia dell'alpinismo, è una controstoria della nascita dell'alpinismo. Va detto che qua più si va verso est, più sembra quasi che ci sia un ritardo, no? Così qui vengono per esempio salite molte cime a fine 800 e inizi 900, ma se si va a scavare, no? Scalare, magari potessi andare a scalare ancora, se si va a scavare si scopre che tante cime erano già state salite,
parte il canin e il forato che sono abbastanza semplici, ma tutta una serie di cime sono già salite in epoca prealpinistica. E quindi probabilmente c'era un alpinismo prima di questo alpinismo che poi è diventato molto letterario, di cui non sappiamo nulla. Qualche altra domanda? Un'altra curiosità. Dica. L'Acivelli non era lo stesso personaggio che ha scalato l'Everest? No, è 200 anni dopo questo. Questo Lacedelli era nato nel 98. Sì, ma avevano lo stesso cognome. Sì, ma non sono la stessa famiglia. Non si conosceva, non si potevano No, no. Però Ampezzani. Ampezzani, assolutamente. Non era da Meleres Lacedelli, quello di Lacedelli e Compagnoni. E comunque era sarà stato del 1920, quindi sono 130 anni di differenza. Beh, per esempio anche su tutta la celeberrima polemica con Bonatti sulla salita al K2, praticamente tutto quello che è attorno alla spedizione italiana non esiste. Non esiste. E volevo riprendere una cosa che dicevi te sugli Sherpa. Anche qui sono i nomi che rivelano la discriminazione. Sherpa è il nome del popolo e noi abbiamo attaccato, cioè chiamiamo col nome del popolo una funzione o un mestiere. È come se io dicessi vado a pescare perché c'è il triestino che tira su la rete, oppure vado dal veneziano che mi vende le droghe, ma non il veneziano, ho fatto un esempio che non calza. Cioè l'identificazione non si chiama nemmeno più un mestiere, ma si chiama una popolazione, è il segno di un'emarginazione. Sono stato abbastanza influenzato da questo tipo di studi post-coloniali sull'alpinismo sull'alpinismo extraeuropeo per questo libro, perché c'è tutta una serie di studi che mettono in risalto come in realtà si è trattato nell'età della decolonizzazione, perché ricordiamoci che gli 8000 sono sostanzialmente saliti tra anni 50 e 60, in realtà il colonialismo europeo si è espresso anche nell'alpinismo. Ho trovato un'eccezione recente su questo tema in uno alpinista sloveno di cui ho letto un libro che mi è piaciuto moltissimo, che è Nejc Zaplotnik, che ha scritto un testo che si chiama Pot, cioè la via, tradotto recentemente in italiano da Dusan Jelincic. E in questo libro lui è stato sull'Everest, ha fatto 5, 6, 8000, cioè era un personaggio, poi è morto travolto da una slavina sul Manaslu, mi pare attorno al 1970 o 75. E lui racconta in questo libro, perché l'ho trovato veramente un libro di montagna anomalo, che lui più che raccontare le imprese, racconta veramente la sua immersione nel contesto, nel tessuto esistenziale in questo caso del Nepal o della Cina, che ha scalato da tutte le parti, ma anche per esempio della Val Trenta, del Jalovec, Lubavsky Grintavec, insomma, quindi è veramente un testo che consiglierei anche a tutti. Dopo aver letto Controstoria dell'alpinismo, leggere un testo del genere potrebbe essere un'applicazione concreta su un autore che forse in Italia è poco conosciuto, ma è stato uno dei più grandi alpinisti del periodo della Jugoslavia. Qualche altra domanda? Quanto la nascita del club alpino o delle società alpine, non solo in Italia ma in Europa, ha coperto questa che era un po' la protostoria dell'alpinismo, cioè quanto hanno ufficializzato la nascita con la loro nascita rispetto a quello che era prima, insomma, e ha nascosto questa... Sì, c'è anche un elemento di molto naturalmente, la mia risposta alla sua domanda è molto.
È forse un po' inevitabile, nel senso che quando si codifica un'attività si tende a certificare solo attraverso le forme di certificazione. Per esempio, inviare una via, si sale per la prima volta una via quando si consegna a qualche pubblicazione la relazione, no? Non so, a chi arrampica sarà certamente capitato di andare al di fuori di una via e trovare in realtà segni di passaggio di cui non si sa nulla, oppure sarà capitato anche a voi, come è capitato a me, di andare a aprire una via nuova e dopo un bel po' trovare che c'erano già stati, ma che non c'era la relazione. Quando io dicevo che il CAI, i club alpini codificano l'alpinismo, anche in senso positivo, cioè danno la possibilità di condividere le informazioni. C'è un elemento di tipo sociale, i club alpini nascono dappertutto, più tardi nascono, più questo è forte, come espressione della borghesia liberale. E quindi, il fondatore in Italia sappiamo è stato Quintino Sella, in Francia questo è ancora più evidente perché nasce negli anni 70 con uno spirito nazionalista molto forte, ma la stessa composizione borghese liberale dei club alpini fa sì che in qualche modo quel meccanismo per cui i contadini che potevano aver salito una cima diventano dei pionieri. Io me la prendo anche con l'espressione pionieri, che mi sembra un po' denigratoria. Mi sembra che chiamare Valentin Stanic un pioniere sia offensivo. Era un fior di alpinista, ma non un fior di alpinista come me e te negli anni 70, un fior di alpinista nel 1790. Rendiamoci conto cosa voleva dire l'arco alpino a quell'epoca. Ecco, i club alpini, il personale del CAI tende appunto a relegare questi fenomeni come pionierismo o velleitarismo o così all'aneddotica, ecco. In realtà non sono aneddoti, sono storie di alpinisti che non hanno niente da invidiare agli alpinisti 8-9centeschi, solo che non avevano i mezzi di comunicazione. Io andrei verso un'ultima domanda, no? Però ecco, questa io credo che a ognuno di noi questa domanda potrebbe interessare, cioè nel senso che ciascuno di noi potrebbe dare una risposta probabilmente diversa. Tu nell'introduzione, nella prima parte del libro, fai una riflessione che mi è piaciuta tantissimo riguardante la natura dell'alpinismo, cioè che cos'è l'alpinismo, ed è un po' l'introduzione che dà un senso un po' a tutta l'elaborazione. Per cui la domanda che ti faccio è al di là di ciò che tu scrivi nel libro, anche per lasciarci, insomma, secondo te, appunto, come possiamo definirlo allora l'alpinismo in maniera così globale e anti-imperialista come hai voluto trasmettere, secondo me, molto efficacemente nel libro? Ma secondo me è una forma di comunione con la natura, perché cominciare a mettere le mani sulla roccia hai una vera e propria fusione con la natura, anzi più aumentano i gradi, più dalla fusione dipende la tua vita, in termini di sfida e di gioco. Credo che i due elementi siano correlati, perché la funzione del gioco, come io dico, ma non faccio altro che copiare pezzi di cose che hanno detto persone molto più intelligenti di me, la funzione del gioco è quella di creare una tensione e di risolvere quella tensione.
è un processo emotivo e psicologico che può svolgersi su una scacchiera, può svolgersi su un Luna Park, può svolgersi su una parete. Certo, dire agli alpinisti che è lo stesso meccanismo che andare sulle montagne russe a Luna Park si offendono, però sostanzialmente il meccanismo di creazione di una tensione e di risoluzione di una tensione credo che sia indovinato sotto il profilo dell'analisi del meccanismo fondamentale. Quindi secondo me la natura dell'alpinismo sta in questo. Forse oggi siamo molto sazi di questo tipo di sensazione, cioè non abbiamo più bisogno di ricercarla così a fondo, perché la troviamo in una serie di cose, naturalmente anche molto deteriori, molto pericolose, però non so, penso soprattutto alla suggestione che ci viene dalla fiction, crea continuamente questo meccanismo di creazione di tensione e scioglimento dalla tensione, e forse il sabato e la domenica andiamo a farci una passeggiata in montagna dove il livello di tensione è bassissimo e il livello di comunione con la natura, a prescindere da quante macchine ci sono nel parcheggio e quante centinaia di persone troviamo a rifugio, è meno forte, ma non per niente meno prezioso. Bene. Sei d'accordo per lo sponsor? Possiamo Porca miseria, assolutamente. Evviva!